questo ragazzo triste e questo mi fa già tanto male. E poi la mamma mi ha spiegato che lui è dislessico e che ha grandi problemi a scuola. Giona, so che anche lui ha questa problematica e dico non è possibile che con un corso del genere tu mi dici che adesso non c'è più, vai dal logopedista, vai dal... cioè non ci credo, e la prova c'è. Cosa ti ha detto di Aris? Aveva 9 anni, adesso è andato via. 9 anni. Il ragazzo, cioè, fa delle mappe incredibili, legge dei libri che prima se lo sognava unicamente e oggi. Ecco, questo è il risultato.